C'è una corda. Sì, c'è una fune tesa da un albero all'altro, probabilmente per aiutarci. Ah, ecco, quello è il rifugio a Montefalcone. Ah sì. Noi arriviamo un po' più sotto però, non arriviamo fino in cima. Adesso ci troviamo lungo l'archeovia del Monte Campetto. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Recoaro 1000, in provincia di Vicenza, fra le piccole Dolomiti. La nostra meta di oggi è la frequentatissima Cima Marana. Per raggiungere Cima Marana ci sono diversi percorsi. Noi abbiamo scelto il più comodo di tutti, e cioè a partire da Recoaro 1000. Adesso, arrivati a Malga Pizzagoro, andiamo in questa direzione qua, seguendo Contrada Righi. Ecco, poco prima di arrivare a Contrada Righi, giriamo qui a destra in salita, seguendo l'indicazione Cima Marana. Questo si chiama la strada del Basto, che ci porterà prima a Bocchetta Marana. Ecco, in questo punto la mulattiera finisce, il percorso si restringe e diventa sentiero, e questo fino a Bocchetta Marana. Cos'è questo? Un tornello. Eccoci arrivati a Bocchetta Marana. Adesso il sentiero va per di là, c'è scritto Cima Marana, diventa un sentiero CAI, quindi con segnavia bianco-rosso, e sarà tutta una serie di creste fino a Cima Marana e anche oltre, fino al Monte Campetto.
Quest'ultimo tratto di salita dalla bocchetta alla cima è decisamente molto ripido. C'è una corda? Sì, c'è una fune tesa da un albero all'altro, probabilmente per aiutarsi, perché è molto ripido. Sì. Sembra di qua. C'è un'altra corda? Sì, questo è l'acciaio invece. Mhm. Si vede qualcosa, credo che siamo arrivati. Sì, vedo la croce anch'io. Eccoci arrivati a Cima Marana. Dietro di noi c'è la valle qui sotto e chi vuole salire da Contraggebbani, che è proprio da questa parte, può farlo attraverso il sentiero che sale a Zig e Zag. Adesso proseguiamo da quella parte per il sentiero 202 e in circa 40 minuti, come da cartello, arriveremo al rifugio Montefalcone. Questo tratto si svolge tutto in cresta, quindi è estremamente panoramico. E qui c'è anche una tabella. Ah, ecco, quello è il rifugio Montefalcone. Ah sì. Noi arriviamo un po' più sotto però, non arriviamo fino in cima. Una scultura. Adesso ci troviamo lungo l'archeovia del Monte Campetto. Questa è la tappa 12, che probabilmente è l'ultima perché comincia da là, e si chiama Luogo di culto degli dei celesti.
E qui, verso l'inizio dell'archeovia, c'è una struttura che adesso andiamo a vedere. Bene, a Sella del Campetto termina la nostra traversata bellissima. Adesso per tornare a Recoaro 1000 basta scendere giù per la pista da sci lungo la strada di servizio e in meno di un'ora siamo al punto di partenza. Andiamo al laghetto. Vediamo la scultura. Se vuoi, Sì, dai. va bene. Abbiamo chiuso l'anello a Malga Pizzegoro. Siamo tornati al laghetto di Pizzegoro, dove si conclude la nostra bellissima escursione di oggi di Cima Marana. Da Cima Marana è tutto, grazie e alla prossima!